qualche modo pensare a un progressivo allargamento, insomma, e diffusione della presenza straniera anche verso questi territori che sono rilevanti. Per il futuro, cosa succederà? Quale sarà la presenza degli stranieri prevista per i prossimi anni? Questi sono un po' gli scenari delineati sempre dall'Istat, che è il nostro riferimento principale per quanto riguarda il dato demografico, al 2021 al 2031. Sostanzialmente l'Istat prevede, considerando dei valori medi, dei parametri medi di crescita, che nel 2021 la popolazione straniera raggiungerà gli 800.000, più o meno, gli 800.000 residenti, quindi arrivando al 15% della popolazione, mentre queste stime prevedono che entro il 2031 la popolazione straniera residente in regione arriverà a superare il 1.000.000 di individui, quindi arriveremo al 18-19% della popolazione complessiva residente in regione. Ovviamente non rimarrà tutto com'è adesso, con questa quota di popolazione straniera concentrata soprattutto nelle fasce centrali di età, e che ha un ruolo fondamentale nel riequilibrare l'equilibrio demografico della popolazione. Perché? Perché sostanzialmente anche la popolazione straniera inevitabilmente, che è qui già da molto tempo, è destinata ad invecchiare, quindi non ci sarà più quella polarizzazione delle fasce centrali d'età, ma anche la popolazione straniera andrà sempre più ad avvicinarsi alla conformazione della popolazione italiana, quindi aumenteranno anche le quote delle persone in età più avanzata, e di questo bisognerà ovviamente tener conto anche in sede di programmazione, diciamo, futura, anche se a lungo raggio. Ciò nonostante questo 1.000.000 di stranieri in più che sono previsti per il 2031, tutto ciò non sarà sufficiente a colmare il progressivo invecchiamento della popolazione italiana, perché la popolazione italiana continuerà ad invecchiare, e anche nonostante l'apporto di un numero consistente di nuovi nati stranieri, di un numero consistente di stranieri all'estero, questo processo sarà ineludibile, insomma, e anche rispetto a questo bisognerà, credo, fare i conti. Passiamo un po' al secondo tema di questa presentazione, che riguarda un po' l'occupazione e la disoccupazione negli anni di crisi, degli stranieri negli anni della crisi, andando un po' a sintetizzare in modo molto, diciamo, cercando un po' di fare il focus su alcune cose, perché altrimenti dovrei metterci un po' più tempo. Qual è stata un po' la situazione, il coinvolgimento degli stranieri in questa situazione di difficoltà del mercato del lavoro? La presenza straniera in Veneto ormai è divenuta strutturale, crisi o non crisi, non c'è adesso che tenga, ormai la presenza è indispensabile, strutturale, è evidente, insomma, imprescindibile rispetto al funzionamento del mercato del lavoro locale stesso. Gli occupati stranieri registrati in regione sono 250.000, rappresentano il 12% del totale degli occupati in regione, quindi una quota rilevante che supera anche in proporzione la quota degli stranieri sul totale dei residenti, degli stranieri residenti sul totale dei residenti. Quindi una partecipazione al lavoro particolarmente significativa e più elevata rispetto a quella degli italiani, ma anche perché appunto si tratta di una popolazione diversa da quella degli italiani. Ciò nonostante, appunto, anche gli stranieri si collocano in una condizione congiunturale non favorevole. Siamo ormai al quarto anno di crisi, quindi una crisi con difficoltà che si stanno notevolmente dilungando nel tempo, e che hanno sostanzialmente provocato degli effetti importanti nel mercato del lavoro, al di là delle perdite occupazionali, al di là della fuoriuscita dal mercato del lavoro di un numero consistente di lavoratori, al di là dell'accesso massiccio, del ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali, quindi mobilità, cassa integrazione, sussidi di disoccupazione e via dicendo. Quello che un po' sta preoccupando
più di tutto in questo momento, proprio per l'aggravarsi e l'allungarsi soprattutto di questa crisi, è che il mercato del lavoro si è in un certo senso ingessato, si è in qualche modo fermata la mobilità nel mercato del lavoro. Se una persona perde il lavoro avrà tante difficoltà a rientrare, perché una persona, mentre nei tempi buoni un lavoratore licenziato che comunque cessava il suo lavoro aveva buone possibilità e buone opportunità di rioccuparsi, adesso questo non avviene più. Chi viene espulso dal mercato del lavoro ha forti difficoltà a rioccuparsi, chi cerca per la prima volta un lavoro, soprattutto i giovani, invece ha forti difficoltà a entrare nel mercato del lavoro. Quindi una serie di fattori che insieme vanno un po' a ingessare, a rendere un po' monolitico in questo momento il mercato del lavoro. E in questa situazione rientrano in toto anche i lavoratori stranieri. In questi 4 anni di crisi, dal giugno del 2008 al giugno del 2012, questi sono dati riferiti appunto al giugno del 2012, quindi 4 anni pieni di crisi, su 90.000 posizioni lavorative dipendenti, riguardano solo il lavoro dipendente, che sono state perse in Veneto, 10.000 sono attribuibili ai lavoratori stranieri. È una flessione rilevante, ovviamente sia per gli italiani che per gli stranieri, però la cosa che è stata in qualche modo significativa è che ha interessato gli stranieri in maniera diversa rispetto a quelli italiani. Non dico più o meno, in maniera diversa e soprattutto con tempi diversi. Perché? Perché nel tempo ci sono state delle tendenze diverse e anche per quanto riguarda per esempio il coinvolgimento settoriale, tipologie di occupazione, hanno riguardato dei settori e delle occupazioni diverse. Per quanto riguarda appunto la differenza nel tempo che è stata registrata tra gli andamenti occupazionali nel lavoro dipendente degli italiani e quelli degli stranieri, questo grafico evidenzia chiaramente come in alcuni casi, in alcune annualità, mentre gli italiani continuavano a perdere posizioni lavorative, per gli stranieri si registravano invece dei saldi positivi. È il caso per esempio della seconda annualità e della terza annualità. Io parlo di annualità perché queste annualità sono una via di mezzo tra un anno e l'altro. Noi partiamo da giugno 2012, quindi dalla seconda metà del 2012, seconda metà del 2008, prima metà del 2009, e questa è un'annualità. Seconda metà del 2009, prima metà del 2010, e questa è una prima metà, fino ad arrivare appunto alla seconda metà del 2011, prima metà del 2012, che è l'ultima annualità, il quarto anno, in modo da avere appunto il confronto tra questi 4 anni pieni di crisi. Appunto, come vedete, il secondo e il terzo anno, mentre gli italiani continuano a perdere di posizioni lavorative, per gli stranieri c'è stato questo recupero. Questo recupero che è stato trascinato soprattutto da quella inversione di tendenza che è stata registrata nel comparto manifatturiero e sul finire del 2010 e nei primi mesi del 2011, che in qualche modo ha fatto ripartire le assunzioni a termine e le assunzioni con contratto di lavoro intermittente, di lavoro somministrato. Questi protagonisti di queste assunzioni, seppur temporanee per le aziende, sono stati soprattutto i lavoratori stranieri. Perché? Perché magari erano quelli più vulnerabili, tra virgolette, più adattabili e quindi disposti ad accettare anche offerte lavorative che proprio non, soddisfacevano appieno le loro richieste, ma anche perché nella maggioranza dei casi, mentre il lavoratore italiano aveva comunque un sussidio legato per esempio alla mobilità o alla cassa integrazione, lo straniero si ritrovava scoperto rispetto a una copertura, a un sussidio appunto occupazionale. Infatti anche sull'ultimo rapporto dell'Istat registrato era evidenziato proprio questa differenza tra il ricorso agli ammortizzatori sociali degli italiani rispetto agli stranieri, e anche questo può essere stata una delle cause che hanno determinato questa variazione. Una delle tante, non è la sola, come dicevo sono molte le ragioni su cui ricercare.
fattore anche dei settori. Le assunzioni degli stranieri sono in molti casi anche collegate al settore del terziario, settore che comunque ha risentito molto meno delle difficoltà legate alla crisi, o perlomeno in maniera meno intensa rispetto al settore industriale. Ecco, ci sono i valori. Per quanto riguarda invece i settori, vale lo stesso discorso. A parte appunto i settori clou, i settori cardine, diciamo, di questa crisi, quelli più intaccati dalle difficoltà, che sono quello delle costruzioni e quello metalmeccanico del Made in Italy, in cui le partite occupazionali hanno interessato parecchio gli italiani e parecchio anche gli stranieri. Ci sono stati dei settori occupazionali dove invece gli stranieri hanno guadagnato in quanto a posizioni lavorative, e parliamo per esempio dell'agricoltura oppure di alcuni settori dei servizi, dell'ingresso logistica in particolar modo, del commercio del tempo libero, mentre gli italiani perdevano posizioni lavorative in questi comparti, e ci sono stati invece dei settori in cui sono risultati in crescita sia gli italiani che gli stranieri. Questo per dirvi che nonostante le difficoltà nei settori in crescita, il contributo e l'apporto dei lavoratori stranieri è rilevante, è risultato rilevante, e questo appunto in controtendenza anche rispetto a quello che è stato l'andamento per gli italiani. Queste sono alcune informazioni rispetto alla tipologia delle assunzioni, diciamo. Le assunzioni, che comunque continuano ad esserci nonostante le difficoltà, hanno interessato soprattutto le principali cittadinanze straniere presenti in regione. In alcuni casi hanno coinvolto in maniera significativa le donne rispetto ad alcune cittadinanze, e comunque hanno nel complesso istituito una quota molto importante di tutte le assunzioni effettuate in regione. Come dicevo prima, sia per gli italiani che per gli stranieri il numero più consistente di assunzioni effettuate nel corso degli ultimi anni, negli anni di crisi, ha riguardato assunzioni a tempo determinato, siano esse con contratto a tempo determinato vero e proprio oppure con contratto somministrato. Le aziende ormai, l'incertezza che c'è, insomma, ha veramente ridotto le assunzioni con contratto monostante, non ci sono incentivi che tengano se non c'è domanda di lavoro, mentre appunto c'è ancora questo ricorso consistente alle assunzioni a tempo determinato. Ciò nonostante ci tengo anche a segnalare che il valore è relativo, senza entrare nei dettagli, ma giusto per darvi anche questa informazione. Il valore riferito alle trasformazioni contrattuali ha in molti casi, diciamo, in qualche modo riequilibrato il bilancio riferito al tempo indeterminato, e questo soprattutto per gli stranieri. Cosa vuol dire? Che molti lavoratori vengono assunti con un contratto a tempo determinato e in alcuni casi questo contratto viene successivamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato. Ovviamente questo dipende molto dal settore occupazionale, dal livello della professione e da tanti altri fattori, però è indicativo anche di una tendenza in atto di reclutamento di un lavoratore con una forma contrattuale a termine per poi trasformarlo appunto, se ci sono le condizioni, con una forma lavorativa più stabile. Ovviamente anche per gli stranieri bisognerebbe entrare nei dettagli, ma anche qui giusto vi do degli accenni per dire che esistono anche questi argomenti di cui trattare. Rispetto al lavoro autonomo, la quota dei lavoratori stranieri cresce anche nel lavoro autonomo, quindi diventa importante anche questa componente lavorativa della popolazione, anche se la crescita in molti casi può essere in qualche modo fuorviante rispetto a quelle che sono effettivamente le modalità lavorative di questi lavoratori, perché non sempre il lavoro autonomo è una forma vera di lavoro autonomo, ma piuttosto sono delle forme di copertura o dei tentativi in qualche modo di mantenere un contratto di lavoro a tutti i costi per poter mantenere la presenza regolare nel territorio regionale e nazionale.
Il lavoro intermittente, anche questa forma contrattuale che si è espansa considerevolmente negli ultimi anni, ha avuto un incremento consistente di lavoratori stranieri impiegati con questa tipologia contrattuale. Nel settore agricolo essi ormai rappresentano in assoluto la maggioranza dei lavoratori per questo settore. E infine nel lavoro domestico, dove mi soffermo solo sul fatto che, al di là della presenza che ormai è diciamo prevalente di lavoratori stranieri rispetto al totale, che il calo registrato tra il 2009 e il 2010, questi sono gli ultimi dati dei lavoratori assicurati presso l'INPS come lavoratori domestici, non è assolutamente da attribuire a un calo vero dei lavoratori in questo settore, ma è sostanzialmente un effetto, diciamo, del plasmarsi dei risultati della sanatoria del 2009, in cui molte persone hanno utilizzato il canale del lavoro domestico per ottenere un permesso di soggiorno e successivamente poi si sono trasferiti ad altre tipologie occupazionali una volta ottenuto appunto il permesso, e questo noi lo vediamo. Se avete la possibilità di vedere il rapporto, che è scaricabile anche da internet, c'è proprio l'analisi su come è possibile dire questo, insomma, perché ci sono molte evidenze che fanno pensare proprio a queste strategie, diciamo, di regolarizzazione. Con le ultime due slide vi faccio invece vedere un po' quali sono i risultati di un percorso di ricerca interessante che è stato fatto all'interno del rapporto, dandovi appunto due flash sui principali risultati ottenuti. Questo tentativo di ricerca ha voluto un po' seguire i percorsi lavorativi degli stranieri negli anni della crisi, in un periodo piuttosto lungo, in particolare negli anni della crisi. È stato individuato un campione di 450.000 individui che tra il 2008 e il 2011 hanno lavorato almeno un giorno come dipendenti in Veneto. Questo è stato un po' il nostro campione analizzato. Tra l'altro di questi 450.000, giusto per dare un riferimento, 72.000 risultavano domiciliati in provincia di Venezia, quindi una quota trascurabile. Di questi 450.000 noi ci siamo chiesti, prendendo in considerazione gli anni della crisi, in questo caso abbiamo considerato 2009, 2010 e 2011, quindi 3 anni pieni di crisi, che cosa hanno fatto? Quali sono state le loro esperienze lavorative? È risultato che, allora, sono risultati occupati stabilmente, quindi con lo stesso contratto presso la stessa azienda in tutti e 3 gli anni, il 20% di questi lavoratori. Hanno comunque sempre lavorato nel triennio, anche se presso aziende diverse o con contratti diversi un altro 5%, quindi sostanzialmente un 25% ha sempre lavorato, tutti i giorni dell'anno, diciamo, per un periodo continuativo. Hanno comunque lavorato nel triennio, anche se con contratti diversi, per periodi di tempi limitati, presso datori di lavoro diversi. Il 66% di questi 450.000 soggetti analizzati, e invece 41.800, quasi 42.000 di questi lavoratori sono risultati non aver mai avuto nemmeno un giorno di lavoro in questi 3 anni, tra il 2009 e il 2011. Chi sono? Andiamo ad analizzare i due estremi di questo ventaglio di situazioni che abbiamo rilevato. Ci siamo chiesti chi sono queste persone che non hanno avuto sostanzialmente problemi occupazionali, hanno sempre mantenuto il loro rapporto di lavoro, tra l'altro 91.000 in Veneto e 11.700 in provincia di Venezia. Chi sono? Si tratta in maggioranza di maschi, il 62%. Si tratta di persone arrivate in Veneto, dico in Veneto perché i nostri dati fanno riferimento alle esperienze in Veneto, da molto tempo, quindi si tratta di immigrati di lunga durata, di lunga presenza nel nostro territorio. Nel 45% dei casi si tratta di persone arrivate prima del 2003, nel 76% fino al 2006. Rispetto ai singoli gruppi nazionali, le quote maggiori si registrano tra il gruppo dei serbo-montenegrini kosovari, dove il 34% di questi connazionali è risultato avere un rapporto lavorativo stabile, 29% gli albanesi, 28% tra gli ghanesi. Vedete che anche come nazionalità si tratta di nazionalità che non sono tra quelle più recenti di quanto riguarda diciamo, la presenza nel nostro territorio.
Le maggiori quote di lavoratori stabili sono associate prevalentemente alle province di Vicenza e Treviso, il 27% in un caso, il 25% nell'altro, e nel 51% dei casi al comparto industriale e nel 45% dei casi al terziario. E questo è un po' controintuitivo se uno pensa: ma come? Ma se è l'industria che è in crisi invece il terziario sta tenendo, quelli che hanno maggiori difficoltà sono nel terziario e meno nell'industria. Effettivamente ci sono dei lavoratori inseriti nel comparto industriale che continuano ad avere dei rapporti stabili, perché una delle principali caratteristiche di questa crisi è proprio la selettività. All'interno dello stesso settore ci sono aziende che vanno bene e vanno male, all'interno dello stesso territorio ci sono aziende che vanno bene e che vanno male. Tuttavia, appunto, tra i maschi pesa soprattutto il settore metalmeccanico, tra le femmine il settore dei servizi alla persona. E invece chi sono quelli che non hanno mai lavorato? Queste 42.000 persone che in Veneto tra il 2009 e il 2011 non hanno mai avuto un giorno di lavoro, eppure sono nel nostro territorio, teoricamente sono nel nostro territorio. Si tratta anche in questo caso in maggioranza di maschi, però insomma i maschi sono quelli percentualmente più presenti nel mercato del lavoro, quindi è anche un dato in qualche modo prevedibile. Si tratta invece in questo caso di soggetti con una breve permanenza nel territorio, quindi quelli che sono arrivati di recente. Infatti si tratta di nel 66% dei casi di arrivi dopo il 2007. Rispetto invece ai singoli gruppi nazionali, le quote maggiori si registrano tra slovacchi, polacchi, brasiliani e rumeni. Anche in questo caso è un'indicazione, anche questa. Slovacchi, polacchi e brasiliani non sono tanti numericamente, ma sostanzialmente sono gli stati dove si sta un po' meglio che in Italia in questo momento forse, o che stanno risentendo meno gli effetti della crisi, e questo ci fa presupporre a quali strategie possono sottendere a questo risultato, però anche tra i rumeni. E questa presenza dei rumeni invece fa pensare a altre strategie. Infatti dietro a queste informazioni che cosa si nascondono? Si nascondono quelle che noi vorremmo tanto riuscire ad indagare e a capire bene anche nei dati, non solo rispetto al sentore comune. Ci sono strategie messe in atto dagli stranieri per fronteggiare appunto le difficoltà, quindi ovviamente la crisi, quindi minor mobilità nel mercato del lavoro, e per forza di cose persone che rimangono disoccupate, che hanno difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro. Il rientro anche temporaneo nel paese di origine, ovviamente per queste nazionalità che abbiamo visto, dove la presenza delle persone che non hanno mai lavorato è particolarmente numerosa, vuoi perché appunto la situazione del paese di origine è decisamente migliorata, oppure vuoi per la vicinanza geografica, ci sono state appunto delle situazioni di rientri temporanei o momentanei o definitivi nel paese di origine. Altre forme di mobilità geografica, persone che continuano magari ad essere registrate agli archivi amministrativi, ai nostri archivi sul mercato del lavoro, ma che in realtà si sono spostati verso altre regioni o verso altri anche stati europei. Il passaggio al lavoro autonomo, che noi non abbiamo con i soli dati amministrativi nostri, non possiamo monitorare. Passaggio al lavoro autonomo, come dicevo prima, come strategia appunto per riuscire in qualche modo a mantenere una situazione regolare nel nostro paese, o comunque ad avere una fonte di sostentamento. E anche il passaggio alla categoria delle non forze di lavoro, perché può essere che alcuni di questi lavoratori, un po' perché scoraggiati o per via delle difficoltà, decidano in qualche modo assimilare il comportamento a quello degli italiani e prendere decisioni di ritiro temporaneo dal mercato del lavoro, per esempio. Infine, la cosa che è un po' più preoccupante, che anche questa deve essere assolutamente monitorata, la immersione o reimmersione nel lavoro irregolare, perché appunto uno dei principali rischi della crisi, di queste difficoltà, come dicevo prima, nel mercato del lavoro, di questo ingessamento che stiamo registrando nel mercato del lavoro, sia proprio quello, no? Di un ritorno al lavoro irregolare. Ecco. Grazie mille per l'attenzione.